Sono Lina e Bernardo de Domeie, ho 19 anni e io, mio padre e la mia famiglia abbiamo deciso di gestire questo posto che è l'eremo di Romiti sul Monte Froppa. Sono del comune di Domeie, a 40 km da Cortina, sopra il lago Centro Cadore, verso il monte Montanel. Noi da qua abbiamo un panorama bellissimo perché si vede l'Antelao, il Pelmo, le Marmarole, tanti paesi come Thibiana, Cialauz, Grea, Pozzale, eccetera, tutta la vallata cadorina. Questo posto è adibito come rifugio alpino, avevo una cucina tipica del Cadore con prodotti locali come ad esempio il formai de ciaura fatto da un tosato da Domeie alla casera Malauce che è a metà tra il lago Centrocadore e i Romiti, cercon de fei da mangiare con i prodotti tipici del posto, del Centrocadore appunto. Avevo la possibilità di dormire, di pernottare, avevo delle camere noi col bagno e la doccia, avevo circa 27 posti letto. Nota che l'eremo era costruito dai frati e lo gestia loro. Sono Livio e Bernardo Domeie e insieme alla mia famiglia, come aveva spiegato prima mia figlia Lina, sono di gestire questo posto, questo eremo che attualmente funziona come rifugio. In origine è nato come un eremo e sta fondato per volontà di un frate da Domegge che si chiama Giovanni Maria Pinassa e i lavori della costruzione iniziati nel 1721. Nel 1724 è stata annessa la chiesa adiacente che le è dedicata a San Giovanni Battista. Difatti, per tradizione, sempre di tutti gli anni, da sempre proprio in assoluto, la popolazione di Domeie in su e il prete celebra una messa il 24 giugno che è la festività di San Giovanni Battista. Da vecchio proprio contea che in su addirittura con le bancarelle, porta su i mui, che porta su le basterelle del gelato, era proprio una festa sentita perché a quei tempi, in questi paesi, l'alternativa non era oltre, le uniche feste erano quelle paesane e così. Purtroppo l'eremo come eremo ha funzionato ben poco, con l'arrivata di Napoleone che lascerà indute che le strutture ecclesiastiche nel 1810 con un decreto napoleonico l'eremo come struttura ecclesiastica è stato chiuso. È ancora da capire in che modo l'eremo è dovuto finire in mano di una famiglia privata a Domeie che praticamente abbandona la struttura che col tempo chiaramente il degrado sta inesorabile finché nel 1992 l'architetto Costantini acquista un lotto di proprietà di questa famiglia in cui era incluso anche questa struttura Casù. Bravissimo, l'ha regalata al Comune di Domeie. Il Comune di Domeie riuscì veramente con un'azione coraggiosa a cedere a dei fondi europei stanziati dalla CE. Ne risulta sto restauro che è qualcosa da bello, insomma. Gli ha cercato di rispettare chiaramente quel che era l'origine, cioè onde che era il refettorio di frati e ha fatto tinde saletta da pranzo e tinde bar, i servizi e la cucina
e sopra onde che era le cellette, che il numero di frati circa era 7-8, onde che era le cellette, e sta fatto un primo piano di camerette molto belle, e praticamente 2 camere da 4 posti letto e 2 da 3, tutte con bagno e doccia autonomi e con la comodità anche di avere l'acqua calda con i pannelli solari e riscaldamento, alimentata da una caldaia a legna. E il secondo piano praticamente è un vano unico e una camerata con la possibilità di alloggiare 10, 12, 15 all'occorrenza, insomma, ecco, di classificare rifugio, ma in una struttura particolare, perché noi anche come gestione cerchiamo di indirizzarla per una funzionalità culturale, possibilmente spirituale, sì, che non sia il solito rifugio dove si va solo che a mangiare, eccetera. Difatti si avevano dato da fare per proporre tante iniziative culturali, abbiamo fatto una bella mostra di icone, avevamo invitato i cori, l'ideale sarà che si potesse a ristrutturare anche la chiesa adiacente, che tutto fatto è un bel stabile anche abbastanza grande, che potrà prestarsi anche tanto per diverse manifestazioni culturali, tipo cori, tipo mostre artistiche o tipo convegni, perché è una chiesa che non è piccola. E abbiamo avuto la visita di diverse, diciamo, personalità locali interessate, che potranno sicuramente dare una mano, tipo Toscani, il vicepresidente del Consiglio regionale, tipo il presidente della comunità montana del Centro Cadore, che è stato entusiasti del posto e ha garantito che il posto merita di essere sviluppato, e garantire anche un intervento economico di poter fare qualche intervento sulla chiesa, a metterla in sicurezza o fare il quarto per poter arrivare a questo obiettivo, perché il lavoro, diciamo così, lentino, diciamo, nello foto è perfetto e la chiesa è ancora praticamente rudere. L'insieme creerà un'armonia in un posto particolare che potrà essere meta sia per obiettivi religiosi che culturali. Noi ci auspichiamo che questi progetti veramente vadano in porto, perché è nostra intenzione che succeda duro e di portare avanti anche un discorso, diciamo, anche didattico, perché la zona si presta, si può lavorare con le scuole, perché si può fare delle presentazioni culturali, si può portare sulle scolaresche, fare delle lezioni di botanica, del comprensorio che, diciamo, la possibilità, la comodità anche di avere una casera con un gestore che c'è delle capre, e per il successo che su scolaresche che la portata del capo sono queste due, e ha visto come che si gestisce una maglia, come che si rola il latte. Abbiamo aperto il 1° maggio fissi
dal 1 maggio al 31 ottobre. Dopo abbiamo aperto il periodo natalizio dal 20 dicembre al 10 di denaro, e dopo dalla fine di febbraio fino a maggio abbiamo sempre fatto tutti i fine i sabati e domeniche. La possibilità sarà anche di avere anche di perché dei comprensori del centro calore adesso io organizzare passeggiate o a piedi o con le ciaspe e così, perché pochi rifugi che poi c'è d'inverno e questo per noi sarà interessante, perché non è detto che fai turismo invernale sia solo avere impianti da sì, si può anche offrire un'altra roba, basta avere un rifugio aperto e offrire ai turisti la possibilità di fare una camminata, di cercare un posto ciaudo. Tante preferisce fare una camminata che sta più tranquilli e più belli, e sicuramente economicamente anche per le famiglie è interessante questo. Allora io ringrazio l'Istituto Ladin della Dolomites che mi ha dato la possibilità di poter presentarmi così a tutti gli altri che mi ascoltano questo programma Entrare Croce del Fielo, e vi spiego che su questo bel posto di pace e tranquillità, onde che si può gustare di aria buona e tranquillità veramente. Sani e grazie a tutti quanti.